Due occhi che si chiudono, un sorriso che si spegne. Sono trascorsi 8 giorni da quel tragico incidente, giorni di speranze, di ansie, di angosce, soprattutto di preghiere, ma forse soltanto 8 giorni di illusioni e disinganni, giusto il tempo per salutarlo per l'ultima volta. Alla fine Antonino tutto lo mondo non ce l'ha fatta, come era purtroppo nella logica dopo i primi esami clinici e come purtroppo avevano sentenziato i medici sin dal primo momento. Nino è sopravvissuto altri 8 giorni soltanto perché era fatto di una tempra fortissima, come possono riconoscerlo tutti quelli che lo hanno conosciuto, e il suo cuore non voleva saperne di fermarsi. Alla fine i genitori Giuseppe e Silvana, il fratello Giovanni, i nonni, tutti i parenti e gli amici hanno dovuto però accettare una sentenza già scritta al momento dello sfortunatissimo incidente. Ieri l'ultimo abbraccio nella gremita chiesa di San Giacinto Giordano Anzalone, dove Don Nino Sorrentano, il parroco della chiesa che ha concelebrato con l'arciprete Don Giuseppe Livatino, ha voluto lanciare dei significativi messaggi. Il miracolo, ha detto Don Dino durante l'omelia, è stato vedere come tanti ragazzi sono andati a chiedere, a pregare che Nino potesse tornare tra di noi. Se vogliamo dare un senso a questa morte, a questa dipartita, che non è un addio ma un arrivederci, non trascuriamo il rapporto con Dio, non abbandoniamo la fede, non dobbiamo allontanarci dalla strada che Dio ci ha indicato. Tutto il paese in pratica si è voluto stringere attorno al dolore della famiglia e far sentire la vicinanza di tutti e il profondo dispiacere condiviso unitamente. L'amministrazione comunale, dal canto suo, addolorata dal triste epilogo della vicenda, potenzierà ulteriormente i controlli per evitare ennesimi episodi, prendendo la storia di Antonino come monito. Come detto, tanti giovani, quasi tutti amici di Nino, hanno partecipato commossi alla cerimonia e su uno striscione hanno scritto: «Quando una persona importante se ne va, in realtà non andrà mai via, e tu, Nino, sarai sempre con noi dentro i nostri ricordi più belli».